Siamo con Gesuino Deiana, venerdì 10 marzo 2023. Gesuì, oggi sono intenzionato a fare una chiacchierata seria. Abbiamo giocato, scherzato per tanto tempo e oggi ne approfittiamo invece per fare una sorta di amarcord sulla tua vita e sulle tue esperienze che sono interessanti e tantissime. Sei d'accordo? Va bene, ci sto. Allora, io inizierei, la prima domanda che ti voglio fare è quando è iniziata così la tua via verso l'arte, verso la musica, proprio i primissimi ricordi. Ma ho iniziato a suonare da piccolo l'armonica, forse avevo 3 anni, però stiamo parlando di giochi di bambino, insomma. Come si dice, strimpellare motivetti che sentivo, suonare dai grandi, ecco. E poi, passato il tempo, si può dire che intorno ai 17 anni presi coscienza che avrei potuto anche occuparmi della chitarra e così siamo andati poi avanti con varie esperienze. Tu sei vissuto sempre in campagna anche. Sì, sono nato in campagna in un posto che si chiama Benalonga, che è un'enclave, diciamo, all'interno della odierna Porto Rotondo, Marinella, insomma, super costruita, super sfruttata incubatura e opzioni, diciamo, di riferimento ai personaggi che sono arrivati da noi quando è iniziato il cosiddetto turismo costiero. Tu quanti anni hai vissuto a Benalonga? Ma intorno, credo, se non ricordo male, fino ai 14. Fino ai 14 anni. Sì. E che ricordo hai di Benalonga fino ai 14 anni? Ma di quella prima parte della mia vita assoluta felicità perché ero, diciamo così, esentato. Quindi Gesuì, batteria scarica, riprendiamo, Sì, continuiamo il discorso. sì, Eravamo rimasti a Benalonga, tu sei rimasto dalla nascita fino ai 14 anni sì, a Benalonga, quindi che sì, ricordi hai della campagna, della vita che hai vissuto con i tuoi genitori? Tu sei figlio unico, tanto per iniziare. sì, sì, sono figlio unico. E come dicevo, ho solo, diciamo, bei ricordi, sebbene comunque io non sono neanche un nostalgico. Dico solo che ho vissuto quella parte della mia vita con assoluta contentezza e anche confortato dalle tradizioni che erano forti, c'era unità sociale, la mia zona che era praticamente case sparse, da Marinella fino a Benalonga c'erano in tutto, inclusa quella delle ferrovie, 5 case, quindi la nostra era la quinta casa, dietro il monte rispetto al territorio considerato in genere quello dominante, regione Rudalza, dove c'era anche la chiesa, si andava a scuola, quindi mi facevo 2 chilometri al giorno all'andata e al ritorno, quindi erano 4 chilometri al giorno. Perché la scuola dove era? Era nella sacrestia della chiesa di Sant'Antonio di Rudanza. Sì, E la scuola, cioè praticamente hai fatto le elementari in campagna. sì, sì. E in quella scuola lì, quella appunto della chiesa di Rudanza. E quanti eravate? Beh, francamente questo non me lo ricordo, potevamo essere una ventina, non so. Quindi era Sì. abbastanza, diciamo che era Beh, arrivavano popolato, insomma. lì dalla zona di Montelado, di Multasavida, Rudalza, e là vicino anche, adesso non mi viene in mente il nome, Sacuri, forse sto sbagliando, no?
vabbè, c'è una zona lì vicina da dove venivano appunto un'altra famiglia. I tuoi compagni di scuola li ricordi? Sono ancora in vita oppure no? Questi delle elementari. Beh, francamente ho perso il contatto, a parte i miei parenti, insomma. Una parte dei miei parenti, qualche cugino se n'è andato, altri sono ancora in vita, sì. Ascolta, di che cosa si viveva? Economia mista si può considerare, è una integrazione della coltivazione dei frumenti, i due tipi di grano, trigo rosso, trigo sardo, avena, orzo, e poi anche si coltivava i foraggi per il bestiame, e inoltre si andava al mare, si diceva marincare, quindi il mare era lungo la riva, si raccoglieva un po' tutto, dalle conchiglie, bocconi, biscacco, quelle le conchiglie più piccole, si prendevano i polpi, scorfani e altri tipi di pesci, così. Quindi un po' un'economia mista, insomma, un po' marinare, Sì, un po' sì, sì. agreste. Poi, Anche bestiame avevate, no? sì, sì, E che cosa ricordi? pochi capi, c'erano dei capi vaccini, poi avevamo delle capre che mi pare fossero di mio nonno, però, mio nonno Paolo. E niente, non ricordo mai se ci sia mai stata qualche pecora, ma non eravamo Ascolta, assolutamente la vita si numerosi. svolgeva tutta bella lunga oppure il rapporto con Olbia com'era? Il rapporto con Olbia era della distanza di questa 15 km, e quindi si arrivava o talvolta in bicicletta con mio padre, mi portava con sé, seduto sul manubrio, sulla strada bianca, fino ad arrivare in via Fiume d'Italia, dove avevamo una stanza e lui faceva, per un paio d'anni ha fatto il calzolaio. Sì. Poi all'altro con Olbia cos'era? Ho iniziato dopo le elementari l'avviamento, quindi arrivavo giù alla stazione di Marinella da casa mia, un paio di chilometri a piedi, poi il treno, Sali-Torina, fino alla stazione di Olbia. Quindi hai fatto l'avviamento, non le medie. Ho fatto l'avviamento commerciale, sì. E che Esatto. ricordo hai di questa esperienza prima delle superiori? Ma se vogliamo potrei riferirmi in particolare alla musica, non ero assolutamente portato per scrivere lettere italiane così, perché appunto non era la mia lingua, e in musica non ci avevo capito granché delle spiegazioni, diciamo, della professoressa. Questo mi ricordo. E il passaggio da Benalonga alla città com'è stato? Traumatico oppure tutto fluido? Ma è stato di una certa contentezza e anche quasi di una forma di ritorsione verso la campagna che sembrava non essere più generosa dopo l'arrivo del turismo. Quindi chi si vendeva un pezzo di terra a questo punto stava cambiando vita e stava mandando, per così dire, il passato come nel dimenticatoio, nell'abbandono, e questo è successo, e tant'è vero che talvolta dico che prima eravamo contadini ad economia mista, poi siamo diventati in molti che magari hanno venduto un pezzo di terra, benestanti, che hanno investito in palazzine che oggi sono, diciamo, in perfetta crisi con il sistema economico che abbiamo, e quindi oggi non siamo più né contadini e neanche benestanti. Questo è. Allora, siamo arrivati all'avviamento e poi hai fatto le superiori. Sì,
Tu ti sei iscritto a geometri, mi sembra. Prima di geometri, allora mi ero iscritto a un corso di congegnatori meccanici, per quale futuro non si sa, si usava le lime, le lime, le lime grosse, le lime fini per fare i pezzi di Era una meccanica. scuola professionale allora. Era una scuola si chiamava congegnatori meccanici, però erano 3 anni, quindi per voler continuare, per esempio per perito industriale, si doveva dare un esame di integrazione a Sassari, ma non andò bene. Persi un anno e nel frattempo poi decisi di iscrivermi al corso geometri, per cui io ho conseguito il diploma di geometra. E come mai non hai fatto il geometra a tempo pieno, diciamo? Perché Per per un per, certo periodo l'hai fatto. per un po' sì, lavoravo prima in uno studio di un ingegnere, poi di un architetto per diversi anni e lì mi invaghi, diciamo, abbastanza dell'architettura, però rimaneva lì la musica che mi trascinava, diciamo, la fantasia nella creazione, composizione, così. Quindi mentre eri alle superiori c'è stato quindi l'incontro con la musica ad Ulbia. Sì. Raccontami un po' come gli incontri, lo sviluppo tuo. Ma i primi, diciamo, approcci con la musica e in relazione in particolare allo strumento della chitarra è stata quando ero al corso di congegnatori meccanici. Lì c'erano alcuni amici, un amico in particolare che oggi non c'è più, Antonio Langiu, che mi diceva: ah, ma io ho i cugini che suonano la chitarra, che poi erano la famiglia Asara, tra cui Giorgio, che poi era uno musicista, tutti i musicisti in questa famiglia, Sergio, Asara, Franco, insomma. E da loro imparai molte cose, devo dire. Poi in seguito mi convinsero anche di entrare a suonare in un gruppo ad Azzanì, dalla famiglia Maludrotto, da Liborio. Quella fu la mia prima esperienza in un gruppo che si potrebbe dire semi-professionale e anche provai questa soddisfazione di iniziare i primi guadagni da questa attività. Tu avevi anche un chitarrista in famiglia comunque, cioè tuo padre. Sì, allora nella famiglia di Monteladuli erano tutti i fratelli più o meno si dedicavano alla musica, le sorelle cantavano, mia zia, mia madre, mio padre suonava la chitarra, appunto. Ma in sardo o in italiano? No, suonavano proprio in sardo, come si dice, cioè suonavano i canti tradizionali dell'Eudoro, Questa canti a cosa chitarra. diciamo, ti ha formato, condizionato molto per il tuo prosieguo. Sì, è stata un po' la base per cui poi mi ha portato in seguito, integrando quei ricordi e la frequentazione anche di corsi a Ravenna, a Mr. Jazz frequentavo, di generare delle mie composizioni, come la più forse conosciuta tra chi seguiva Cortese Canna sia Babula, questo testo che voleva dire che oggi o adesso o mai più, cioè recuperare l'identità, cioè attraverso la lingua. Tu quando è che hai capito poi che la chitarra sarebbe stata praticamente la tua professione a tempo pieno? Ma ripeto, dalle prime serate che iniziai a capire che potevo insomma far parte di un gruppo, ho considerato che questo poteva essere potenzialmente un mio progetto per il futuro e lo diventò quando eravamo negli anni 70. Bisogna dire che negli anni 60 poi dal gruppo di Azzanì sono andato a finire in un altro gruppo, la New Blue Star mi pare si chiamava, sì, con Paolo Ciamasera, che è lo stesso che poi formò altri gruppi
di Olbia, no? E con lui ho iniziato a imparare come, diciamo, gestire anche una produzione di una serata, come gestire un impianto, così. E più in là mi appassionai anche al chitarrista Jimi Hendrix, Eric Clapton, questi qua. Alla fine degli anni 70 lasciai questo gruppo, i Killers, che già avevano conseguito anche almeno un paio di traguardi, l'Arpa d'Argento a Zieri nel 67, poi il Trampolino d'Oro a Porto Torres, insomma. E negli anni 70 è stato un periodo di transizione, suonavo cantautori italiani, ma avevo perso l'entusiasmo dopo che se ne andò Jimi Hendrix. E verso la fine degli anni 70, comunque già del 72 mi iscrissi all'università, prima ero iscritto in fisica, poi mi resi conto che alla fine, sì, alla Sapienza di Roma, che non faceva per me in quanto la mia fantasia di riferimento ad Albert Einstein era una pura ormai illusione in ritardo, in quanto tutti i laureati in fisica più o meno finivano o insegnanti o al CNR, in un camice bianco, insomma, occuparsi di atomica e così via. E dunque Poi sei passato... ho frequentato lingue per un po' di tempo, quindi presso la facoltà di lettere e filosofie, e alla fine mi sono iscritto appunto a un corso detto etno-demo-antropologico, più o meno giù di lì. E lì ho dato solo alcuni fondamentali come etnologia, civiltà indigene d'America, c'era Mazzoleni, allora il corso era anche di Grottanelli, insomma, con questi pochi esami poi decisi di lasciare l'università dopo una diatriba per storia medievale che credevo di aver studiato. Invece il professor Manselli mi dice: si ripresenti a febbraio, parli con linguaggio accademico, e dicevo: ma io credo di aver studiato i suoi libri, le sue dispense, no? Facevo, per dire, un parallelo tra, non so, Robin Hood con un nostro famoso Bandit, che non sto a nominare per ovvie ragioni. Dentro di me vedevo questo parallelismo, come dire, credo di aver capito l'argomento, e dice va bene, si ripresenti a febbraio. Da lì decisi alla fine di mollare proprio decisamente l'università e dedicarmi alla ricerca di quel poco che credevo di aver capito sul piano identitario della mia terra, a partire dalla prima parola che mi impressionò da Grottanelli, che parlava di pesca per avvelenamento delle acque e attraverso la euforbia. L'euforbia da noi è conosciuta come LUA, che poi sarebbe diventato acronimo di Latente Università Antropologica, un progetto così ideale del mio cuore. Finì anche per creare un'associazione in famiglia con i miei due figli, mia figlia e mio figlio, che comunque gli ideali sono ideali, non sempre si concretizzano, e oggi anzi stiamo assistendo a una, come dire, polverizzazione di tutto quel bagaglio che noi, o che io perlomeno in quel momento e tanti altri hanno cercato di supportare e promuovere, quella cosiddetta identità che oggi si trova a combattere con un sistema del transumanesimo, cioè, per dirla con i termini più attuali. Quanto tempo sei rimasto a Roma? Che rapporti hai avuto con Roma? Ma a Roma andavo là, stavo magari, non so, forse stavo massimo un mese oppure una settimana, prendevo una pensione. E Beh, le poi lezioni non le frequentavi? sì, non sempre però, praticamente studiavo più a casa, a Olbia. Quindi viaggiavi? Viaggiavo spesso, sì, e seguivo anche un po' di lezioni. Sì. E beh,
La chitarra invece in quel momento non la... Quando decisi alla fine a malincuore di rinunciare alla laurea, perché questa cosa qua un po' chiaramente mi infastidiva, non avere la laurea, però iniziai a trovare soddisfazione quando partii costruendo il gruppo che i più conoscono, almeno in Sardegna, ma è conosciuto anche un po' in certi circuiti internazionali, ecco, di Cordas e Cannas, Cordas et Cannas, ecco, dove l'et sta come contrapposizione allo strapotere dell'end English, no? Quindi nella mia idea c'era questo et latino e per cui con questo gruppo abbiamo iniziato piano piano a investire, diciamo, con il nostro entusiasmo in un repertorio basato sulla riscoperta dei poeti più importanti, los poetas mayores, ma anche bensì del racconto degli autori sconosciuti o testi di dominio pubblico, canti monodici. Ci fu di grande aiuto un libro, Musica sarda, di Carpitella Sassu, il semiologo, che adesso non mi viene in mente il nome, non c'è più nessuno di loro. Igliero. No, il semiologo di Sassari, c'ho un momento di amnesia. So, com'è nato il nome Cordas et Cannos? E cosa significa? Ma eravamo esattamente qui in questo appartamento, nella stanza lì accanto, dove io facevo, sia disegnavo, progettavo, facevo disegni di edilizia, no? E allo stesso tempo stavo iniziando questo gruppo come nuovo progetto di riscoperta delle radici delle tradizioni. Ero abituato a frequentare molte librerie, si chiamava la Sapigrafica in particolare, e tra questi c'era il libro di Dondore di Tadasuni, che in molti conoscono, e lì leggevo, cercavo quale poteva essere un nome, c'erano, non so, Ischelio, questo strumento di canna che si usava come richiamo del capriolo, no? E c'erano appunto le canne delle leoneddas e quindi le corde delle chitarre, quindi pensavo a uno di questi nomi. E Francisco, a proposito, valga anche per Ammento da Francisco, a cui io devo tantissimo, anzi tutti noi. Purtroppo la batteria sta Sì. quasi volatilizzandosi, comunque. Lui dice, ma allora potrebbe essere tutte e due, no? Cannasa e Coldas, lui dice così. Allora dico, va bene, ci sto, però poi in seguito però lo modificai dalla O alla A, cioè Cordas et Cannas, quindi questo et per me era sacro, cioè ci voleva, sentivo l'esigenza. E così nacque il gruppo, il quartetto. L'esordio proprio ufficiale quando è stato? In che anno? Proprio, insomma, il presentarsi in pubblico, il battesimo. L'esordio, cioè all'inizio abbiamo fatto un tour dei locali in Costa Smeralda, in luoghi diciamo che non erano forse quelli più idonei, tipo il Ringo Termico, il Casale che era la casa di mia nonna, e lì recuperavamo un po' di soldi che sono serviti ad acquistare i primi microfoni. Anni 70? Stiamo parlando da 79, 80, 81, ecco, perché in una di quelle poi con i brani avevamo già arrangiato Nanneddu con Andreino Marras, Francisco che iniziava a suonare i vari strumenti. Poi avevate soltanto cose in sardo oppure un po' un mix? Allora all'inizio c'era un repertorio internazionale e dunque
iniziamo così, mi frequentavo appunto con Andreino Marras, poi conobbi Francisco a Ovilò in una casa di campagna, lo invitai qua e poi Andreino invitò anche Bruno che suona le percussioni e quindi eravamo un quartetto, siamo partiti così e così abbiamo continuato per almeno i primi 3 volumi che per me sono valsi come triade. Abbiamo finito. Anche io, sto per finire. Allora, mandami la via, che via sei? E adesso che via? Viaggio in argento. Sì, Viaggio in argento, numero? Vabbè, 10. davanti al supermercato. Sto arrivando. Viaggio in argento davanti al supermercato. Sì, sto arrivando. Allora, Dai, chiudiamo. Gesù, manca poco. È arrivata la telefonata. Quindi abbiamo detto i primi CD, hai detto, no? Sì, i primi CD I erano titoli? Il primo? Cantos e Músicas de Sardegna, cioè una panoramica generale dove c'era incluso appunto la lettera Nanisulis, conosciuto come Naneddu, nella versione cordese cannas è una forma di dillo. Poi Ninna Nanna Pizzino, se non erro, era appunto inclusa nella prima, il canto di Antioco Casula, Notto Montanaro di Desolo, insomma un repertorio abbastanza ampio, una panoramica un po' di tutta l'isola. Quindi il Poi, repertorio, diciamo, tutto sardo è sì. iniziato quando? Il primo volume nell'83 venne registrato a Sassari, si chiamava Tecno Record, c'era Franco Idine allora, e poi nell'85 registrammo Scalmento, il cui testo è scritto di Tino Scoguggia, l'unico autore di cui mi si è occupato vivente. E nell'88 mi cimentai in un lavoro, diciamo, che doveva essere considerato, dopo tesi e antitesi, la sintesi musica limpa, cioè per definire dove appunto includeva Babula, Strador Abbas, Abbas Abbadas. Allora, per oggi chiudiamo qui, adesso ti faccio Sì. un'ultimissima domanda, tanto però proseguiamo questa intervista sulla tua storia sia musicale e anche il vissuto, insomma, che è molto intenso il tuo. Qual è, per chiudere oggi, secondo te il brano, il CD dove avete raggiunto il massimo della soddisfazione, del successo, dove ti sei sentito espresso, diciamo, in toto? C'è un... Ma questi primi 3 Sì, passi per me non si possono scindere l'uno dall'altro, perché Musica Limba non sarebbe arrivato se non si passava attraverso Tula e Pula, che è un brano dove per la prima volta compariva Paolo Fresu in Scalmento, e se non c'era la base, quindi per me lo considero una triade perfetta. A quel punto col Dasecanas con il senno di poi si poteva anche fermare, se non che poi abbiamo continuato e sono stati prodotti altri 2 volumi, Fronteras e Ur. Gesù, ci risentiamo per la seconda puntata, va bene? Va bene. Grazie adesso per questa intervista seria. Sì, seria col sorriso, va bene, però Grazie. avevo cercato di dire la mia. Ecco. Grazie.